Ben ritrovata e buongiorno e buona Pasqua innanzitutto anche a lei, Assessore. Buongiorno a voi, grazie, buona Pasqua a voi e a tutti gli ascoltatori. La sento, come si dice, con una chiarezza perfetta, dunque vuol dire che è già operativa, insomma, ha dormito bene, si è svegliata bene, è già pronta per cominciare la Esatto, giornata. esatto, bisogna essere sempre operativi. Certo, allora perché abbiamo chiamato l'assessore Piantoni? Perché riprendono delle belle iniziative per quanto riguarda con la primavera porta la bella stagione, ma porta anche qualcosa di particolare, nel senso che la lettura, la cultura è qualcosa insomma, che si può sposare al territorio. È così, Assessore? Certamente, sì, noi abbiamo iniziato diversi anni fa questa attività di risveglio primaverile attraverso la cultura, la conoscenza del territorio ed è stata una bella avventura che ci ha permesso di crescere molto. La nostra rassegna si chiama Parole a colazione. È nata perché inizialmente, dalla prima mia esperienza come assessore alla cultura, ho organizzato una presentazione di un libro in biblioteca e sono rimasta molto delusa dalla presenza, perché c'erano 6 persone, di cui 2 erano, il marito e la figlia dell'autrice che presentava il libro. Per cui, abbiamo pensato che la curiosità rispetto ai luoghi, il piacere di stare assieme, la, conoscenza di storie, luoghi del territorio potevano essere attrattive anche per chi magari, non sapeva ancora di essere interessato anche alla lettura. Ed è stata un'idea vincente.